Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, come sempre tanta cronaca, vedremo tra poco un fatto di cronaca nera, un'aggressione a una donna che è stata rapinata e accoltellata, è accaduto a Padova, e poi sempre per la cronaca un autista mom a Treviso molestata. Il presidente Coladonna evoca il taser che il sindaco Mario Conte ha dato alla polizia locale. Poi sorvoleremo il Bassanese per vedere i danni del maltempo, ancora frane, smottamenti, ma partiamo, come vi dicevo, da Padova con questa rapina violenta in zona industriale. È stata ferita una 42enne. È caccia al rapinatore che ieri mattina ha aggredito e ferito una donna in zona industriale a Padova nel tentativo di rubarle la borsa. La tentata rapina è avvenuta in via Lisbona. La donna, una 42enne italiana, era appena scesa dalla sua auto in un parcheggio quando è stata avvicinata da un uomo che l'ha minacciata con un coltello e ha tentato di strapparle di mano la borsa. La 42enne ha reagito riuscendo ad allontanare il malvivente, che però prima di fuggire ha tentato di entrare nella sua vettura. Sono stati attimi concitati e violenti. La donna è rimasta anche ferita nella colluttazione, ha riportato alcuni tagli fortunatamente superficiali. La 42enne è riuscita a mettere in fuga il rapinatore, ad allertare la polizia, poi è stata medicata in pronto soccorso. Le indagini sulla rapina violenta sono state affidate alla squadra mobile di Padova. Ed è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo d'armi e ricettazione un 27enne, è successo a Schio. Aveva rubato un paio di scarpe da ginnastica rimuovendo la placca antitaccheggio e prima di dileguarsi era stato fermato nel parcheggio dal responsabile dell'esercizio, che nel tentativo di fermarlo era stato colpito al collo dal malvivente senza riportare lesioni. Alla scena aveva assistito l'avventore di un bar, che aveva poi cercato di bloccare il giovane che aveva quindi estratto dalla tasca un coltello minacciando i presenti, per poi salire in sella ad una bici da donna e dileguarsi. L'intervento dei carabinieri ha permesso di intercettarlo poco dopo. L'uomo perquisito è stato trovato in possesso delle scarpe oggetto di furto, una tronchesina utilizzata verosimilmente per rimuovere il dispositivo antitaccheggio e 2 coltelli che sono stati sequestrati. La bicicletta, risultata rubata, è stata restituita alla legittima proprietaria. L'uomo, 27enne straniero, è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo d'armi e ricettazione e condotto in carcere a Vicenza. Servizio di Luisa Bertini, oggi in regia ci sono Tony Esposito e Renato Capoia, ma adesso ci colleghiamo in diretta con Padova, Valentina Visentin, perché le Fiamme Gialle hanno sequestrato delle sostanze dopanti a un personal trainer. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Tutto è cominciato da un controllo stradale della Guardia di Finanza, che in questo periodo ha intensificato i controlli su strada. È stato fermato per un controllo un 60enne padovano all'uscita della palestra e tra le cose che aveva nel suo borsone i finanzieri hanno trovato anche una fiala di un farmaco dopante, un anabolizzante che serve a migliorare le prestazioni, il tono muscolare e anche a ridurre invece lo strato adiposo. Una sostanza classificata come proibita dall'Agenzia Mondiale contro il doping, e anche un farmaco particolarmente pericoloso e soprattutto costoso, perché pensate che una fiala può arrivare a costare fino a 500 euro. I finanzieri, vista la particolarità di questa sostanza molto difficile da reperire, si trova solo online nel mercato nero tra l'est Europa e gli Stati Uniti d'America, i finanzieri hanno subito cercato di individuare chi avesse fornito questa fiala al 60enne padovano. Dopo un'indagine durata davvero poco, i finanzieri sono risaliti al fornitore. Si tratta di un 29enne personal trainer, lavoratore autonomo,
quindi aveva i suoi clienti e prestava servizi di personal trainer. Il 29enne residente a Campolongo Maggiore è stato denunciato dopo la perquisizione della sua abitazione. Infatti i finanzieri padovani hanno trovato altre 11 fiale di questa potente sostanza dopante. Un giro delle sostanze dopanti è molto difficile da scoprire. Questo sequestro è davvero importante perché appunto si tratta di 11 fiale per un valore complessivo che si aggira attorno agli oltre 3.000 euro. Tutte queste fiale sono state sequestrate e appunto il 29enne è denunciato. I finanzieri ricordano che queste sostanze sono particolarmente pericolose per la salute dell'uomo perché migliorano la massa muscolare ma producono veramente effetti collaterali importanti sulla salute. Per il 60enne padovano che ce li aveva nella borsa appunto la paura insomma di questo controllo e anche ovviamente insomma non avrà conseguenze, ma sicuramente insomma dovrà rendersi conto che le sostanze assunte sono davvero pericolose per la salute. Queste le notizie di questa notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa in redazione. Ulteriori aggiornamenti poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie a Valentina Visentin. Andremo avanti sul degrado e sullo spaccio di droga con collegamenti da Vicenza. L'ex Hotel Europa è stato nuovamente occupato abusivamente, e poi a Mestre dove c'è la rivolta dei commercianti per la movida violenta con schiamazzi e aggressioni. Ma adesso andiamo sempre per quanto riguarda la cronaca nera a Thiene. 1,5 kg di droga che è stata sequestrata nei primi 3 mesi del 2024 è il bilancio dell'attività della polizia locale nord-est vicentino. Thiene, droga sempre più diffusa. È il bilancio dei primi 3 mesi dell'anno della polizia locale nord-est vicentino. Nel primo trimestre del 2024 è stato sequestrato più di 1 chilo di cocaina, a cui si aggiungono eroina, hashish, marijuana e crack, per un totale di quasi 1,4 kg. Particolarmente preziosa la collaborazione con i cittadini che segnalano situazioni sospette o a rischio. Nella zona dove opera la polizia locale, tra Thiene, Monticello Conte 8, Due Ville, Lugo di Vicenza, Sarcedo, Zugliano e Calvene, sono 29 i consumatori di stupefacenti segnalati alla prefettura, 3 i pusher denunciati, 1 arrestato per spaccio di droga, 17 le perquisizioni e 4 le patenti ritirate. I controlli continueranno nei prossimi mesi. E questo era Carlo Alberto Inghilleri, capo della nostra redazione vicentina. Adesso andiamo subito a Mestre da Anna Maria Parisi, perché c'è la rivolta dei commercianti in via Palazzo dove continua la movida violenta. A te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, è così, siamo a Mestre in via Palazzo, nel cuore di Mestre, a 2 passi dal municipio, dietro di noi la centralissima piazza Ferretto, il salotto buono della città. Appena 2 settimane fa una lite finita con accoltellamento proprio qui in uno dei bar che si trova alle nostre spalle, quindi la recente rissa accaduta soltanto pochi giorni fa. Movida violenta, lo chiediamo direttamente ai nostri ospiti, l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, buongiorno, del Comune di Venezia, e l'assessore al commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga. Buongiorno. Dunque, da una parte i residenti, una parte dei residenti, coloro che abitano qui sopra i locali, che lamentano di questi schiamazzi, si lamentano per questi schiamazzi notturni, per questa movida che diventa a tratti violenta, dall'altra la rabbia dei commercianti, come dicevi tu direttore, che dicono ma insomma ad un certo punto vogliamo vivacizzare questa città, e noi abbiamo raccolto sia l'una che l'altra voce con i 2 assessori di reparto. Quindi chiedo nell'immediatezza all'assessore Elisabetta Pesce quali le azioni che sta intraprendendo il Comune per quanto attiene alla sicurezza in tal senso.
Sì, allora sul fatto del disturbo alla quiete pubblica la Polizia Locale ha massima attenzione e i dati che sono stati riportati nel 2023 con 165 ordini di chiusura e più di 1500 sanzioni su tutto il territorio, parliamo di 65 qua in terraferma e oltre 100 per quanto riguarda Venezia, ne è la dimostrazione. Quest'anno sono già state pianificate qui ad aprile ulteriori controlli, soprattutto nei weekend, e inoltre la novità di quest'anno è che la Polizia Locale si è dotata di fonometri in modo da poter effettivamente verificare qual è il disturbo e se va oltre alla soglia. Sul lato sicurezza le forze dell'ordine con il reparto interforze e la Polizia Locale sta facendo un ottimo lavoro nel territorio, in tutto il territorio mestrino, e tra l'altro abbiamo proprio la notizia di oggi che è stato arrestato chi aveva aggredito il commerciante in Corso del Popolo. Quindi un ringraziamento alle forze dell'ordine e un ringraziamento alla Polizia Locale che interviene ogni volta sul nostro territorio. Questa è una notizia che abbiamo in esclusiva e in diretta, direttore, quindi è stato preso l'accoltellatore del commerciante di nazionalità bengalese? Sì, quello di Corso del Popolo, grazie all'indagine della Questura e le stesse indagini che stanno svolgendo per la rissa che era successa qui in via Palazzo. Il lavoro che sta facendo la Questura è un lavoro importante, tutti coloro che commettono reati vengono comunque poi assicurati alla giustizia. Ecco. E quindi la teniamo un attimo in suspense per i nostri telespettatori per poi riprendere questa notizia. Le chiederò a breve, Assessore, quando è stato preso, di chi si tratta, se effettivamente si tratta. È una notizia della Questura, quindi nel senso era per un riconoscimento dell'effettivo operato di tutte le forze dell'ordine nel territorio. Grazie per averci dato questa notizia in anteprima, poi chiameremo la Questura. Nel frattempo con Sebastiano Costalonga, l'assessore al commercio, lei ha incontrato nei giorni scorsi proprio i comitati dei cittadini che chiedono maggiore sicurezza in città, ma insomma possiamo dire che via Palazzo sia diventata effettivamente il nuovo Bronx di Mestre o è eccessivo? No, assolutamente, sono episodi. Io ho avuto appunto mandato dal sindaco di relazionarmi con i comitati, il comitato Dani Movida che fa la capofila di tutti i comitati. C'è un'ottima collaborazione perché stiamo cercando di capire come intervenire nel maggior modo possibile, soprattutto colpendo quelle attività singole che creano problemi, perché la nostra città è viva ed è bene che sia viva, è quello che ci chiedono i cittadini. Dopo logicamente dobbiamo intervenire su quelle situazioni che vanno oltre il limite. L'anno scorso abbiamo fatto la prima in tutta Italia, insomma, abbiamo fatto una ordinanza sindacale del sindaco dove siamo intervenuti ponendo dei limiti d'orario. Quindi la chiusura alle ore 2 di tutte le attività, con l'1:30 già l'obbligo di non poter più vendere alcolici, ecco, e bibite. Sì, farete altrettanto anche qui in via Palazzo? Faremo. Sì, ma via Palazzo faceva parte di quella ordinanza dell'anno scorso. La faremo, siccome è un'ordinanza sindacale si può fare solo 2 mesi all'anno, la faremo nei periodi quelli clou, che sarebbe, abbiamo intenzione di farla partire dal il 15 di giugno fino ad arrivare al 15 di luglio, poi dopo logicamente siamo in periodo di ferie, la gente va via, quindi la città si svuota. Poi ritorna, noi pensiamo di applicare dal 15 di settembre al 15 di ottobre, quando ritornano i ragazzi a frequentare le nostre città. Quest'estate l'ordinanza ha funzionato benissimo, non abbiamo avuto assolutamente problemi, i cittadini ci hanno anche ringraziato per questo modo di operare, i comitati hanno apprezzato tutto il lavoro fatto dalla Polizia Municipale nel controllo. Logicamente ci sono ancora delle attività che dobbiamo continuare a controllare e monitorare, ma la situazione è sotto controllo, è tranquilla. Io quest'estate passavo il sabato sera qui in Piazza Ferreto, ecco. È una meraviglia, sono tutti ragazzi giovani che parlano tra di loro e stanno lì in compagnia. L'episodio dell'accoltellamento si è riferito comunque, è stato un episodio sporadico, dice lei? Gli episodi capitano in tutte le città, queste cose del genere, sono magari extracomunitari che facciamo fatica a controllare, a gestire. Il problema sicuramente è a livello nazionale, dobbiamo fare in modo che le persone che
non si comportano correttamente, ecco, vengono assicurati alla giustizia. Un'ultima battuta, domani in via Piave ci sarà qualche movimento, ci sarà qualche passeggiata per la sicurezza? Ma io non so no, non ha saputo niente, no, avevo sentito qualcosa, no. Io vado venerdì a fare un sopralluogo in via Piave, ma per la fiera di via Piave, ho capito. È una fiera che è pensata per assicurare ai cittadini una via di nuovo giusta e sicura. Ecco, questo per quanto attiene al fronte della sicurezza da Mestre, con l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce e l'assessore al commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga. Da Mestre via Palazzo con Alberto Pivetta è tutto, linea a te direttore. Grazie molte, grazie Anna Maria Parisi ai tuoi ospiti. Andiamo direttamente a Treviso a Christian Arboit, problema di sicurezza, risse tra baby gang, ma anche la molestia, un'altra aggressione a una autista della MOM. Sentiamo in diretta Christian Arboit. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche da parte di Francesca Pezzo, da una zona calda di Mestre, una zona calda di Treviso. Siamo appunto in uno dei quadranti più difficili, siamo in via Roma, dove ieri sera c'è stato un episodio che ti racconterò fra pochissimo, ma ti do un'ultima ora, perché pochi minuti fa è stato prelevato, forse abbiamo anche le immagini dell'unità cinofila della polizia locale, un uomo straniero in evidente stato di alterazione. Presente alla scena c'era anche il presidente di MOM Giacomo Colladon. Presidente, io partirei proprio da quello che ha visto lei questa mattina. Che cosa ha visto? Ho visto che mentre stavo venendo qua, stavo venendo in autostazione, c'era un personaggio che gridava, ovviamente non capivo cosa diceva perché parlava ovviamente non l'italiano. C'erano comunque la polizia locale coi cani e dopo un po' l'hanno messo all'interno della loro autovettura e l'hanno portato via. Ecco, e questo te lo posso confermare perché ho fatto ovviamente un passaggio istituzionale. Questo soggetto è stato portato al comando di via Castello d'Amore, quindi all'interno del comando di polizia locale. Parliamo di un soggetto già noto che spesso va in escandescenza, che ha dei problemi di alterazione psicofisica, e già sottoposto a TSO, però appunto questa mattina è andato particolarmente in escandescenza. Questo quindi pochi minuti fa, poco prima mezzogiorno. Invece l'episodio di ieri sera, un altro episodio che è successo verso le 8 della sera qui alla fermata dell'autobus. Stava arrivando il pullman della linea 55, pullman sul quale cosa è successo, Presidente Colladon? Io ho sentito l'autista, no? L'ho sentito qualche minuto fa. L'autista mi ha detto che stava arrivando in fermata, stavano salendo delle persone, degli utenti, e quindi aveva le porte aperte. All'improvviso sono entrati questi due personaggi, erano alterati sicuramente, all'interno dell'autobus non è successo niente, anche perché dopo pochi secondi sono arrivati i carabinieri che li hanno individuati, li hanno fatti scendere e li hanno portati via. Ecco perché parliamo di uno o due soggetti alterati. Anche qui c'è da capire un po' la dinamica tra questi due soggetti. Quello che è certo è che prima di salire sull'autobus, uno dei due, italiano classe 1982, ha molestato una donna, ha molestato pesantemente una donna, anche verbalmente. Non si sa se i due si conoscessero, e poi di fatto si è dato alla fuga trovando rifugio all'interno appunto di questo pullman. È corretto quindi? Corretto, è così. L'autista mi ha dato queste informazioni e quello che ha detto lei adesso è corretto. Sullo sfondo, direttore, che cosa c'è? C'è la proposta del sindaco di Treviso Mario Conte, quella di dotare gli agenti di polizia locale di taser, ma sentiamo Conte. Cominceremo l'iter di modifica del regolamento di polizia locale e poi faremo ufficialmente richiesta di poter entrare nella sperimentazione, quindi in quelle città
che potranno sperimentare questo strumento. Casugana è pronta ad avviare l'iter per l'inserimento del taser tra le dotazioni degli agenti di polizia locale. Il comune di Treviso va ad aggiungersi ad altre realtà venete che hanno preso in considerazione l'opportunità di fornire al proprio personale il dispositivo ad impulsi elettrici. A Jesolo, ad esempio, la sperimentazione è iniziata da qualche giorno. A Verona il Consiglio Comunale aveva approvato la modifica in tal senso del regolamento già nel 2019. È un ulteriore strumento messo a disposizione per le polizie locali, soprattutto a tutela dei nostri organici, quindi di tutte quelle donne e quegli uomini che garantiscono la sicurezza per i nostri cittadini svolgendo un servizio importante. Ci sarà un passaggio in Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento e 6 mesi di sperimentazione, ma nessun allarme sicurezza in città dietro al provvedimento. Ci tengo anche ad evidenziare come fino ad oggi in realtà non avremmo mai utilizzato questo strumento, però è altrettanto vero che tutto ciò che posso mettere a disposizione del comando della polizia locale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, ma anche dei nostri agenti di polizia locale, io ovviamente faccio richiesta, lo chiedo e spero anche venga dato in dotazione a tutti i nostri agenti. Una proposta molto chiara, quella del sindaco Mario Conte, già adottata in altri comuni caldi, non solo del Veneto. Presidente Colladonna, lei è a favore del taser per la polizia locale e, allargando l'orizzonte, sarebbe a favore del taser per gli autisti, per i vigilantes? Allora, sicuramente è una buonissima idea, una buonissima proposta, perché ovviamente anche la polizia locale deve avere gli strumenti per difendersi e garantire la sicurezza. Ovviamente penso noi siamo dei professionisti del trasporto pubblico, non siamo professionisti dell'ordine pubblico, quindi la vedo difficile che noi possiamo essere dotati di una simile strumentazione per problemi di sicurezza. Quindi questo vale anche per i vigilantes, magari potrebbe essere una soluzione dotare i vigilantes anche privati di taser, però forse dal punto di vista normativo non si può fare. Assolutamente no, credo dal punto di vista normativo questa è una proposta che non può essere, credo almeno per quanto riguarda la mia conoscenza, credo non è possibile fare una cosa del genere. Spesso però la sensazione è che si ha le mani legate. Ma sicuramente sì, però dotare gli uomini della polizia locale o delle forze dell'ordine di uno strumento di questo tipo è sicuramente una buonissima idea e va alimentata e va fatta. Grazie Presidente Colladonna. Direttore, da Via Roma con Francesca Pezzo per il momento è tutto, quindi è un quadrante che continua a rimanere, a restare appunto difficile. Soltanto questa mattina, per l'appunto, come ci ha raccontato anche il Presidente Colladonna, quest'uomo che è stato portato al comando di Via Castello d'Amore, il comando della polizia locale, perché in stato alterato di fatto sbraitava e diceva frasi senza senso. Anche questo è un tema di pubblica sicurezza. È davvero tutto, a te la linea. Cristian Arboit, allora avete visto, ha precisato bene il Presidente Colladonna, non è sfavorevole all'uso dei taser da parte delle forze dell'ordine, da parte della polizia locale, ma giustamente ha detto sui mezzi pubblici è di difficile utilizzo da parte del personale, perché la legge non lo prevede e non ci sono per il momento precedenti di questo genere. Ma vi diceva Cristian Arboit, la zona più calda di Treviso. Vediamo l'ultima rissa nell'ordine, cioè un sedicenne che è stato picchiato e rapinato da coetanei. Un incontro per vendere un borsello si trasforma in una rapina con tanto di aggressione a calci e pugni. Vittima un sedicenne di origini straniere che lo scorso agosto mette in vendita sui social un borsello per 40 euro. Contattato da un 14enne anche lui di origini straniere, i due si danno appuntamento in via Campagna, a 2 passi dalla chiesa di San Liberale a Treviso. Al momento dell'incontro però il 14enne si presenta in compagnia di un amico italiano di 15 anni. I due, prima di pagare, chiedono di poter indossare il borsello. Il sedicenne lo consegna ed
ed è a quel punto che i due fuggono. La vittima inizia ad inseguirli, riuscendo a raggiungerli. I due amici allora reagiscono, gettano a terra il ragazzo e iniziano a picchiarlo con calci e pugni, abbandonando poi il borsello prima di scappare. Il giovane ferito si reca in pronto soccorso con contusioni multiple e viene dimesso con una prognosi di 7 giorni. Immediatamente scattano le indagini degli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, che riescono a identificare in poco tempo uno dei due presunti responsabili. L'attività investigativa prosegue nei mesi successivi per risalire anche all'altro giovanissimo. Entrambi vengono denunciati per tentata rapina aggravata. A San Liberale la presenza di gruppi di ragazzini che si rendono protagonisti di piccoli furti o atti di vandalismo è ben nota. Negli ultimi tempi, a finire vittime di questi episodi, gli operai impegnati nei lavori nel quartiere. Gli spetti ci levano il tappo del serbatoio delle macchine, ci rubano. Adesso abbiamo trovato la scala portata via, tutte quelle piccole cose, piccole dispettini da ragazzi però. Vi portano via anche il materiale per lavorare? Sì, attrezzi, attrezzatura edile, materiali, gasolio. Noi ci troviamo la mattina senza attrezzature, senza niente. Ma sono giochi che fanno, hanno buttato la sabbia nel sedile del rullo così per giocare, però sono sempre piccole cose. Però rallentano il vostro lavoro. Sì. E lotta al degrado anche a Vicenza ed è stato nuovamente occupato l'ex Hotel Europa. Ci racconta tutto in diretta Daniele Garbino. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Effettivamente è così, ci troviamo nel quartiere San Lazzaro, in strada Padana verso Verona. È una zona molto importante, appunto lo dice il nome, perché crea l'accesso principale, la porta ovest della città verso Verona, e che è stata oggetto di riqualificazione negli ultimi anni, parliamo di una decina d'anni, dove comunque sia l'amministrazione comunale ma anche le imprese hanno voluto dare una svolta a quello che era diventato il concentrato di una zona abbandonata. Ecco, c'erano molti stabili da una concessionaria e poi anche degli edifici. Ecco, l'operatore, il collega Simone Squarcina, sta riprendendo quello che è rimasto di quella zona, di quel periodo. È un grosso bubbone, anche noi oggi accendiamo i riflettori mediatici su questo. È l'ex Hotel Europa, un edificio che doveva essere un hotel a 4 stelle, 4 piani, con 112 stanze, invece versa in questa situazione proprio di immobilismo da 7 anni. Ora è tornato a essere occupato, lo era già stato, da sbandati senza fissa dimora, il mercato della droga. Ecco, questa è una zona che ricordiamo purtroppo nota per la prostituzione e per fenomeni di microcriminalità, via del San Lazzaro, insomma. E qui adesso hanno anche un alloggio, per cui c'è effettivamente tutto, e questa situazione è proprio ritenuta non più tollerabile dai commercianti, dai cittadini che vivono qui e i commercianti che appunto hanno paura per i loro clienti. Passare proprio circonnavigare questo edificio diventa effettivamente un problema, proprio perché attira un genere appunto di persone. Il degrado fisico, ecco, è così una forma di copertura. Vediamo che per entrare è anche insomma facile, c'è questa rete del cantiere ferma e un attimo scavalcarla e poter poi sfondare gli accessi per poter poi trovare posto. Ecco, una situazione che i cittadini appunto non intendono più tollerare. Sappiamo che prima di Pasqua c'è stato un incontro con il sindaco e la proprietà, dove c'è proprio stata la richiesta del primo cittadino a ingiungere alla proprietà di fare qualcosa. Se non ci sono i mezzi per restituire dignità a questo posto, allora va fatta una bonifica e va fatto una situazione migliore, ecco, per questo. Noi abbiamo sentito i cittadini e proprio questo è sentire un po' il polso della situazione. Io a questo punto lascerei la parola a loro e con questo restituisco la linea allo studio. Questa è una grande equazione. Degrado delle strutture vuol dire degrado della zona e degrado delle persone che vanno dentro a vivere in quelle situazioni. Che problemi ci sono? Cosa la preoccupa di più? Bueno, la inseguridad in tutti i forma. Però il governo in questo punto abbiamo polizia locale, tutto quello,
deve mettere un po' di appoggio a tutti noi cittadini, quel popolo che paghiamo le tasse. Per fortuna qui noi come negozio non abbiamo avuto alcun tipo di problema, però sì, la politica, i nostri politici dovrebbero guardare un po' a salvaguardare la nostra sicurezza, perché se le persone arrivano a fare e compiere questi atti c'è anche un perché, no? E quindi sì, dovremmo essere tutelate, in primis noi commercianti e loro, anche cercare di capire qual è il problema in sé. L'ingresso della città in questa parte ovest è migliorato tantissimo anche in occasione delle nuove costruzioni che sono state fatte, e purtroppo abbiamo questo degrado che abbiamo alle nostre spalle e ci auguriamo che in questi nuovi eventi sia le proprietà che le varie istituzioni possano correre ai ripari per vivere meglio di tutto il nostro quartiere e dell'ingresso della città. Chiediamo a questo punto che si possa intervenire, perlomeno se non si vende, se non si fa niente nella zona dell'ex hotel, perlomeno blindare la casa, blindare l'albergo in modo che non possano esserci persone che entrano, anche perché è veramente pericoloso. Pensare di entrare lì dentro alla sera è molto rischioso. Concordo in pieno. Proprio murare tutto, far sì che non possono, perché finché lasciano così pian piano dopo, ed è un peccato perché si inizia un lavoro e dopo si lascia sempre comunque a metà. Allora, torniamo in diretta a Treviso da Christian Arboit perché c'è una testimonianza sui fatti di violenza che abbiamo raccontato in questi giorni nei telegiornali. A te di nuovo, Christian. Direttore, ci hanno raggiunto alcuni ragazzi, adesso abbasseremo la telecamera, sono minorenni, c'è stata una rissa pochi minuti fa, l'ennesima vicino alla zona della stazione. Francesca Pezzo, grazie, abbassiamo la telecamera. Che cos'è successo? È successo che c'erano 7, 8, 10... Sì, una decina di ragazzi, e per un cappellino da 5, penso 10, chissà, magari anche 50 euro, per niente, uno gliel'ha levato e si sono cominciati a prendere a pugni tra marocchini, ragazzi di colore, albanesi, kosovari, c'era un po' di tutto, un mix. Italiani? Quanti ragazzi? Erano in 8, in 9, però contro un italiano, e l'italiano è sempre, hai capito, preso di mira. È molto grave quello che ci stai raccontando. Lo so, è abbastanza grave, sì, ma che ci posso fare io se non c'è la polizia che controlli? Quindi questo per un cappellino, sì, sostanzialmente? Per un cappellino di 20 euro, 25, chi lo sa. E io gli ho detto, ridaglielo sto cappellino, cosa ti costa prendergli un cappellino da 25 euro? Dopo, se la situazione è cominciata a degenerare, sono andato via e basta. E dopo non ho più capito niente, neanche mi interessa saperlo. Tu hai visto che sono venuti alle mani sostanzialmente? Sì, sono venuti alle mani con pugni, calci, solite cose. Solite cose, sì, perché succedono? Solite cose perché le vedi dai video, le vedi sul giornale, su Antenna 3, le vedi da qualsiasi parte, in poche parole, dai. Quindi succedono spesso? Esattamente. Troppo spesso? Troppo spesso. Teniamo sempre la telecamera abbassata. Tu che cosa hai visto? Io ho visto praticamente che c'erano questi ragazzi che provavano a fare un po' i bulli con quest'altro ragazzo, gli hanno preso il cappellino. E poi la storia andava avanti, quello lì diceva dammi il cappellino, così e a un certo punto sono arrivati alle mani, così noi abbiamo provato un po' a tenerli tranquilli, così gli ho detto ridagli il cappellino. Alla fine il cappellino non lo so, perché noi ce ne siamo appena andati, è successo prima, 5 minuti fa, e gli abbiamo detto, perché siamo arrivati noi con i nostri amici, gli abbiamo detto non fate i bulli, gli abbiamo detto dagli il cappellino, così capi, perché non si fa, cioè anche adesso tu vai da uno solo perché ti piace il cappello, glielo prendi, così non ha senso. E poi è scoppiata questa rissa, questa in poche parole, questa rissa, così hanno iniziato a prendersi a pugni lì proprio dalle scale della stazione e poi basta, cioè abbiamo preso. Tu hai visto arrivare qualcuno, polizia, carabinieri? No, ancora no, io ho visto adesso girare 2 pattuglie così, ma non penso neanche siano entrate, le ho viste andare dritte per il centro, perché ormai succede sempre di tutto in stazione, non gliene frega più niente, alla fine solo il sabato ci sono le pattuglie là
la ferme, però anche se c'è, cosa ti chiedono i documenti, niente non fanno. Quindi questo ragazzo a cui è stato rubato, o comunque è italiano questo ragazzo? Sì, penso sia italiano, era biondo, con i capelli lunghi, aveva le TN, scarpe, no? Aveva sto cappellino e questo ragazzo voleva fare il duro così, capito? E l'ha voluto prendere. Questo ragazzo era un marocchino tutto con il giubbotto, con il cappuccio, bravo. Sì, che fanno casino. Quelli ragazzi sono sempre qua in giro e fanno casino. Vogliono fare soldi così nella strada, hai capito? Quelli non va bene, non lavorano, non fanno un cazzo, hai capito? E escono per fare casino. Voi andate a scuola? Noi? No, io lavoro. Tu lavori? Sì. Che lavoro fai? Io lavoro punteggi. Voi andate a scuola? No, anch'io lavoro come muratore, sì. E abbiamo passato per di qua e abbiamo visto era una lista là e poi non va bene così. Perché ci sono le agenti che vogliono fare soldi così, non lavorano, non fanno un cazzo, vendono spacciatori e fanno casino, hai capito? Così dobbiamo fare anche noi attenti nella strada che ti arrivano anche da noi e fanno male loro, hai capito? Ma voi li conoscevate questi ragazzi? Sì, magari li vedi in giro qua che passeggiano perché sono sempre in gruppo, hai capito? Però non è che sono amico, non li conosco, hai capito? Li vedo e basta, perché ormai la gente è questa che gira a Treviso. E sono sempre i soliti. Ragazzi, grazie davvero. Francesca, alziamo la telecamera, grazie ragazzi. Direttore, mi sembrava giusto raccontarti quello che sta accadendo a Treviso. Questo del resto è un quadrante molto caldo. A te di nuovo la linea, direttore. Grazie molte Cristian. Ovviamente sono ragazzi che chiedono di mantenere l'anonimato perché in questi casi poi si rischiano anche ritorsioni. Chiuso dal questore di Padova Marco Dorisio, per un mese il locale Mama Swagger di via Annibale da Bassano. All'interno gli agenti della squadra mobile hanno arrestato 2 avventori trovati in possesso di cocaina. Nella stessa occasione era stato identificato un 25enne nigeriano senza fissa dimora e con numerosi precedenti. La polizia aveva compiuto qui numerosi controlli e ricevuto segnalazioni da residenti e commercianti per possibili attività di spaccio, rumori e comportamenti molesti. Da qui l'intervento che ha portato alla sospensione per 30 giorni della licenza al titolare, un nigeriano di 41 anni. Passiamo agli incidenti stradali. Dopo quest'ampia pagina inevitabile sulle aggressioni, sulla violenza, nel febbraio del 2023 investì e uccise un bancario che stava attraversando la strada in via del Plebiscito a Padova. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per un 59enne padovano. È stata fissata la data per l'udienza preliminare che deciderà se andrà o meno a processo Michele Salmaso, il 59enne padovano che il 6 febbraio del 2023 investì il bancario friulano Fabrizio Coppetti e non si fermò a prestare soccorso. L'uomo morì poche ore dopo per le ferite in ospedale. L'investimento era avvenuto alla rotatoria tra via Grassi e via del Plebiscito. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. L'udienza è stata fissata per il 9 ottobre prossimo. L'incidente era avvenuto la sera del 6 febbraio dello scorso anno. Il corpo agonizzante di Fabrizio Coppetti, 55enne di Venzone in provincia di Udine, venne visto nel mezzo della rotatoria da un passante che diede d'allarme. Nonostante i soccorsi e un delicato intervento chirurgico, dopo una notte di agonia l'uomo morì in ospedale. La polizia locale, incrociando i video delle telecamere della zona e i tabulati telefonici, riuscì a risalire al passaggio dell'auto di Salmaso, una Citroen C1 che presentava maccature sul parabrezza compatibili con l'urto. Il 59enne, che vive in zona San Lazzaro, poco lontano dal luogo dell'incidente, si è sempre difeso sostenendo di non essersi accorto dell'uomo che stava attraversando la strada e di essere convinto di aver urtato un cartello della segnaletica stradale, di essersi fermato con le 4 frecce ma di non aver visto il corpo a terra di Coppetti e di essere perciò ripartito senza prestare soccorso. Quando la polizia locale però si era presentata a casa sua il giorno dopo la tragedia, il 59enne era già andato dal carrozziere per sostituire il parabrezza. Sono disperate le condizioni della donna di 33 anni rimasta coinvolta domenica con il compagno in un tragico incidente lungo Corso Stati Uniti in zona industriale a Padova.
incinta di 5 mesi, la giovane è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera, quindi si teme per la sua vita ma anche per quella della creatura che porta in grembo. 2 vite appese a un filo, quella di una giovane donna e quella della bambina che porta in grembo. Sta lottando per tutte e due in un letto della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova la 33enne di Trebaseleghe, coinvolta domenica mattina intorno alle 9:30 in un gravissimo incidente accaduto in zona industriale a Padova. Viaggiava nell'auto condotta dal compagno di 28 anni, diretta con lui dalla famiglia per il pranzo di Pasqua, quando il veicolo è sbandato in corso Stati Uniti all'altezza della rotatoria con via Messico. Una scena straziante quella che si è presentata ai soccorritori. La donna incastrata nell'abitacolo, il compagno apparso da subito ferito ma meno grave. Ricoverata in prognosi riservata, le condizioni della 33enne futura mamma sono apparse da subito disperate. Poche le speranze per lei e la sua piccola, confermano i sanitari. Nel frattempo continuano le indagini condotte dalla polizia locale di Padova. Una fuoriuscita autonoma, quella che ha coinvolto i 2 giovani. Tra gli accertamenti in corso anche quello sulla velocità dell'auto. Servizio di Chiara Gaiani, il Mattino di Padova pubblica in prima pagina la foto dei protagonisti di questo incidente. Lei in fin di vita dopo l'incidente, il fidanzato che dice: non staccate la spina, l'ennesima tragedia sulla strada. E vediamo quali novità ci sono per gli autovelox. Ad un mese dall'attentato che aveva spento il velox lungo la strada regionale 53 Postumia a San Martino di Lupari, l'apparecchio sta per tornare in funzione. Non ha ancora un nome il misterioso Fleximan, che uno dopo l'altro ha battuto in pochi mesi 5 velox in provincia di Padova, ma anche l'ultimo misuratore di velocità, fatto esplodere nella notte del 10 marzo scorso lungo la strada regionale Postumia, è tornato quasi operativo. Nelle ultime ore il dispositivo, posizionato a ridosso del centro abitato di Campagnalta a San Martino di Lupari, è stato ripristinato dalla società che lo ha in gestione su incarico del comune. Un'esplosione, quella che lo aveva danneggiato, su cui stanno indagando i carabinieri, che lavorano anche sui danneggiamenti compiuti anche a Cadoneghe, Tribano, Carceri nell'Alta Padovana a Villa del Conte. L'apparecchio è tarato su 70 km/h lungo una strada, la regionale 53, percorsa ogni giorno da 10.000 veicoli. Posizionata nel novembre 2016, l'apparecchiatura era arrivata a rilevare prima dell'attentato un numero esiguo di infrazioni, 6-7 al giorno. Una sorpresa e danneggiamento per Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari, che da subito aveva spiegato che il velox, una volta terminati gli accertamenti necessari, sarebbe stato riacceso nel totale pieno rispetto della legalità. Era originario di Salgareda Davis Marson, di 28 anni, che ha perso la vita nel giorno di Pasquetta, sempre in un incidente stradale. Le immagini delle telecamere hanno ripreso gli istanti poco prima dello schianto e abbiamo anche raccolto il racconto dei soccorritori. Ore 16:30, la Fiat Punto guidata da Davis Marson, 28 anni, di Salgareda, che imbocca la curva di via Romanziola, 90 di Piave, poi la virata improvvisa verso sinistra. Le telecamere dell'agriturismo riprendono l'arrivo dell'auto, il silenzio, poi l'urto violentissimo contro una vettura che arrivava dalla corsia opposta. Abbiamo sentito un botto, una cosa spaventosa, e appunto abbiamo visto l'incidente, siamo usciti e abbiamo portato i primi soccorsi, chiamando il 118 perché altro non abbiamo potuto fare. Subito sono arrivati il soccorso, i pompieri in velocità, ma ormai non c'era più niente da fare. Lo schianto con un'utilitaria con a bordo 3 persone, di cui una signora di 85 anni seduta sul sedile posteriore, che per l'impatto è stata catapultata nella parte anteriore dell'auto. Feriti, ma non in modo grave, sono stati tutti e 3 portati all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Per Davis Marson, invece, inutile ogni tentativo di salvarlo. Troppo violento lo scontro che ha sbalzato l'auto del giovane sul campo adiacente alla strada. Davis aveva da pochi giorni compiuto 28 anni. A Fausto e
Fabio, titolari dell'azienda Opitergina dove lavorava, il messaggio mandato la scorsa settimana. Non vedo l'ora di tornare, diceva. Il giovane sarebbe infatti dovuto rientrare in queste ore dopo le vacanze pasquali e qualche giorno di malattia trascorso a casa. Lo aspettavamo per festeggiare il suo compleanno, raccontano i titolari. Un ragazzo solare e intraprendente che aveva cominciato a formare i più giovani, che lo seguivano anche nelle sue trasferte all'estero. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello maggiore Loris. Salgareda, paese d'origine del giovane, è in lutto. Nella piccola comunità, infatti, Davis era molto conosciuto, tanti gli amici e i legami con il paese, a partire da quello della famiglia, volontaria da tempo della Proloco paesana. Mi dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente. Siamo veramente molto addolorati, tutta la comunità è rimasta sgomenta. È una strage senza fine, non facciamo altro che dare di queste notizie. A Chioggia un altro lutto per l'incidente che ha portato alla morte ad appena 30 anni Daniele Tenchella. Oggi pomeriggio, tra l'altro alle 15, saranno celebrati i funerali di Gianni Luisella e Davide Scaramanti, che sono morti nell'incendio della loro abitazione a Sottomarina. Il figlio superstite ha voluto che i funerali si svolgessero all'orto, al mercato ortofrutticolo dove questa famiglia lavorava. Le comunità di Chioggia e di Sottomarina si apprestano ad assistere a 2 funerali in 24 ore per 2 drammi che hanno colpito 2 famiglie molto conosciute in città ad appena una settimana di distanza. La città è in lutto, sconvolta dalla duplice tragedia che, dopo aver portato via Gianni, Luisella e Davide Scaramanti nell'incendio della loro abitazione in via Roma a Sottomarina, ha spezzato a 30 anni la vita di Daniele Tenchella, morto finendo in un canale con la sua automobile la notte tra sabato e domenica. In questo caso, insomma, a perdere la vita un altro giovane. È un giovane anche lui impegnato nel mondo del turismo, perché gestiva appunto un ristorante bar al camping Adriatico e purtroppo è così, insomma. Ora, a 24 ore dai funerali della famiglia Scarmanati, che prevedendo una grande partecipazione si terranno eccezionalmente al padiglione aste del mercato ortofrutticolo di Brondolo, la chiesa di San Martino ospiterà le esequie di Davide Tenchella. Davide lavorava al ristorante di famiglia a lungomare Adriatico. La sua vita si è interrotta in via Capasqua. L'immediato ed eroico intervento del comandante dei Vigili del Fuoco, Terry Costa, che abita poco distante, ha permesso di salvare solo la passeggera che si trovava con Davide. Adesso attenderemo anche gli esiti ovviamente dei rilievi, però mi sento di dare anche un ringraziamento, insomma, lo inviteremo anche in comune ufficialmente al capo di distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chioggia, Terry Costa, perché veramente ha messo a rischio anche la propria vita. Anche la notte del rogo c'era stato un intervento coraggioso di 2 persone che si trovavano poco distanti dal luogo della tragedia. Umar Numir, che gestisce un locale a fianco della casa in fiamme a via Roma, e Kevin Varagnolo, pizzaiolo in un ristorante vicino. Purtroppo non erano riusciti ad offrire l'aiuto che avevano tentato di portare in tutti i modi. Eventi drammatici in cui Chioggia e Sottomarina hanno ricevuto una testimonianza reale del senso di solidarietà e cittadinanza attiva che attraversa questa comunità. Servizio di Filippo Fois e con i registi Tony Esposito e Renato Cappoia voltiamo pagina e vediamo le conseguenze del maltempo. Le precipitazioni molto intense hanno provocato in molte zone del Veneto frane e smottamenti, soprattutto nell'area pedemontana. Vediamo il servizio di Vanessa Banzato. È appena atterrato all'aviosuperficie di Cassola l'elicottero della Guardia di Finanza, che ha sorvolato l'intero territorio portandosi soprattutto nella zona di Marostica, dove a causa delle forti piogge dei giorni scorsi si sono verificati diversi smottamenti, diversi episodi franosi, come il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, che appunto ha sorvolato assieme agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza il territorio. La situazione qual è, sindaco, oggi? Sì,
La richiesta di andare con l'elicottero è partita dopo una grande disponibilità e condivisione con il prefetto di Vicenza Salvatore Cacamo, quando c'è stata l'alluvione che ha colpito Vicenza l'ultima volta, quindi circa un mese fa. Noi abbiamo avuto uno dei territori più colpiti nell'ambito pedemontano con 10 frane. Le abbiamo monitorate naturalmente con i mezzi da terra, stavamo valutando l'utilizzo dei droni, ma dopo un confronto con il prefetto abbiamo convenuto la disponibilità dell'utilizzo dell'elicottero, grazie anche all'intervento del colonnello Virgilio e della maggiore potenza, di poter utilizzare l'elicottero della Guardia di Finanza. Questo mezzo è dotato di telecamere particolari, anche termiche, per cui abbiamo visto tutti i vari fronte frana presenti in territorio comunale, quella sopra l'abitato di Crosara che si era anche mossa in pochi giorni fa, e quella di Lavarda soprattutto, più le altre microzone dove si sono verificati gli smottamenti, compreso quello nei pressi del centro storico con l'ospedale. Passando abbiamo visto che la situazione in questo momento è stabile, comunque adesso valuteremo i filmati anche con l'utilizzo naturalmente con i consigli dei geologi, eravamo su anche con l'ingegnere Bertoncello e il geometra del comune. Dobbiamo andare a fare delle ulteriori verifiche puntuali, però l'utilizzo del mezzo devo dire che è stato fondamentale, soprattutto per queste immagini che di fatto sono molto accurate dalle varie angolazioni che difficilmente si possono capire o arrivare a piedi. Ecco, la situazione preoccupa di più di quello che pensavate vedendola così dall'alto e vedendo esattamente cosa sta succedendo? No, allora diciamo che per quello che abbiamo visto così con il mezzo siamo un po' più, non possiamo dire tranquilli perché non siamo mai tranquilli, però più sereni, diciamo, per quanto riguarda sicuramente il rischio alle persone. In questo momento non sussistono. Dobbiamo verificare naturalmente tutti i massi mari più grandi che sono da sgaggiare e capire se ci sono problemi per i canali di scolo, le rogge, non sono rogge, i torrenti collinari. Certo. Avete già un'idea su quali punti andrete a reagire innanzitutto? Allora, per quanto riguarda la zona di Lavarda avevamo già fatto il sopralluogo con i geologi e lì abbiamo già anche richiesto un intervento del servizio forestale. Adesso per quanto riguarda Crosara, con le nuove immagini valuteremo anche lì con i tecnici di far la segnalazione anche alla regione. Come tempi? Come tempi ci muoviamo in una settimana per fare tutte quante le procedure. Sindaco di Marostica intervistato da Vanessa Banzatto. Vediamo, poteva essere una strage la valanga che ha travolto alcuni sciatori a Misurina ieri. Vediamo il titolo del Corriere delle Alpi, racconto del finanziere: così ho liberato la ragazzina travolta dalla valanga, che appunto è stata trovata grazie al localizzatore. Le condizioni di pericolo nella zona non erano elevate, è stata una fatalità. Vediamo il nostro servizio. Eravamo impiegati in un addestramento sci alpinistico nella zona dei Carini di Misurina e mentre stavamo arrivando su in Forcella abbiamo assistito a questo distacco della meringa sommitale che c'era in Forcella, che ha travolto due sci alpinisti che stavano salendo. Immediatamente siamo intervenuti, abbiamo dato l'allarme al 118, con la ricerca ARVA siamo riusciti a localizzare tutti e due. Uno era parzialmente sepolto, l'altro era completamente sepolto, siamo riusciti a disseppellirlo e dopo, grazie al tempestivo intervento dell'elisoccorso, siamo riusciti a portarlo a valle, adesso in ospedale, insomma, in buone condizioni. Il militare parla al maschile di quanto accaduto sulla Forcella della Neve nel gruppo dei Cadini di Misurina delle Dolomiti Orientali, ma la persona portata da un elicottero dell'ULSS 1 Dolomiti a Belluno, dove si trova in buone condizioni generali, è una quindicenne friulana che faceva parte del gruppo il cui illesi abbiamo visto allontanarsi a bordo del mezzo del Carnia Arena International Biathlon Center di Piani Ruzza Forneavoltri, gruppo riportato alla base dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano. Vuoi il caso, vuoi la fortuna, vedi la tabella fornitaci dal soccorso alpino per definire i tempi di sopravvivenza sotto la neve o un angelo custode, ma proprio in quel momento, verso mezzogiorno, una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Oronzo di Cadore stava facendo un'esercitazione
Sono intervenuti quindi immediatamente con la competenza necessaria e la disponibilità dei mezzi indispensabili. Abbiamo fatto la bonifica con l'ARVA, non c'era nessun altro, quindi 2 sci alpinisti. Un caso la presenza dei militari, un caso purtroppo quanto accaduto, perché luogo e condizioni meteo, ci viene detto, erano considerati sicuri, sebbene l'ultimo bollettino neve valanghe dell'ARPAV riportasse pericolo di grado 4. È stata proprio una fatalità, perché quella meringa lì è lì da tutto l'inverno, le condizioni dei pendii sono comunque sicure, la gita era sicura, la casualità che si sia proprio distaccata questo blocco di neve ha travolto gli unici 2 sci alpinisti che erano sulla traiettoria. Servizio di Fabio Fioravanzi e torniamo a Fontaniva nell'Alta Padovana, dove sono stati seri i danni provocati da una tromba d'aria. Fontaniva ha chiesto alla Regione lo stato di emergenza. Lo ha fatto tramite sindaco e vice sindaco già nelle primissime ore, dopo che una forte tromba d'aria ha colpito duramente il territorio del comune, ma anche altri comuni dell'Alta Padovana, come Carmignano di Brenta. Una tromba d'aria che nell'arco di un paio di minuti ha provocato gravi danni a Macchia di Leopardo, con vie anche lontane tra loro colpite nella tarda serata, quando per fortuna non c'erano persone per strada e si sono evitati così feriti. Dopo aver trascorso la notte a fianco di vigili del fuoco e protezione civile, il sindaco di Fontaniva, Edoardo Pitton, e il suo vice già all'alba avevano inviato la richiesta alla Regione. Stiamo muovendo per dichiarare lo stato di emergenza, abbiamo fatto tutti i passaggi sia con la Regione e abbiamo attivato il COC, quindi la centrale operativa per l'emergenza. Se dovessero esserci particolari situazioni di pericolo, noi siamo qui a disposizione, ci facciamo da tramite sia con le autorità e i vigili del fuoco in modo tale da mettere in sicurezza tutte le eventualità. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con decine di chiamate a cui rispondere insieme alla protezione civile. Via Risorgimento è un po' l'epicentro, i danni si contano anche in altre strade però. Alberi sradicati, alcuni lungo la provinciale, che è rimasta chiusa per alcune ore. Pali della luce piegati come fuscelli, lamiere volate a centinaia di metri, tronchi sospesi a mezz'aria per la forza del vento, tetti scoperchiati e pannelli fotovoltaici distrutti. Per me era una tromba d'aria, ma forte, ho un po' paura insomma. E dopo che ho aperto la porta mi più di chiuderla da casa e se vedevo pezzi di lamiera, coppi, tegue, un po' di tutto insomma. Mai vista ragazzi, mi seguite, ho 73 anni e mai visto una cosa del genere. Da far paura, ma veramente. Questa notte, quando appunto operavamo insieme alle squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco, la prima sensazione è stata quella di grande paura da parte dei cittadini. Il tutto è durato pochi secondi, ma gli effetti sono stati veramente importanti e devastanti. Nelle prossime ore sarà completata la conta dei danni, raccogliendo segnalazioni e relazioni dettagliate su quanto accaduto. E praticamente tutta la fascia piedemontana è stata interessata dal maltempo con temporali e violente grandinate. Ecco l'immagine della supercella che ieri sera ha provocato un violento temporale con grandinate che hanno interessato tutta la fascia pedemontana, con danni maggiori nell'Alta Padovana e in alcune aree del Bassanese, dove i chicchi hanno raggiunto anche i 4-5 centimetri. Fenomeni anomali per la stagione che trovano una spiegazione in quanto avvenuto nei giorni scorsi. Venivamo da un periodo molto mite, con aria umida, complici venti di scirocco che per giorni hanno soffiato sul nostro territorio, ingiallendo i cieli, l'abbiamo visto tutti quanti, e sporcando praticamente ogni superficie tra sabato e domenica. Lo scontro tra l'aria umida presente e quella secca arrivata nella serata di ieri ha formato la supercella che dall'Alto Vicentino è scesa verso sud-est. Un 2024 anomalo sul fronte meteo che ha già fatto registrare un marzo con piovosità doppia rispetto alla media degli ultimi 40 anni e che ci porta verso un fine settimana con temperature da record.
Le temperature minime non scenderanno, anzi si attesteranno probabilmente quasi ovunque oltre i 10 gradi e in pianura, soprattutto nelle ore centrali del giorno, si verrà anche a 25 gradi con locali picchi anche superiori, quindi veramente una situazione anomala. Caldo in pianura, temperature da record anche in quota a 1400 metri previsti tra i 13 e i 15 gradi, valori tipici della prima decade di giugno. Smottamenti anche sulle colline del Prosecco, soprattutto tra i comuni di Valdobbiadene e Miane. Stiamo intervenendo oggi e domani con un importante taglio di una trentina di alberi di grosse dimensioni proprio lungo la provinciale che per il loro peso e il terreno instabile a causa dell'acqua rischiano di schiantare. Strada sorvegliata speciale da venerdì scorso per tutte le festività pasquali dai volontari dell'antincendio boschivo di Valdobbiadene. Ogni 2 ore c'è una sorveglianza alle varie frane e i miei volontari non si sono avuto problemi anche di fare il sabato e la domenica, il giorno di Pasqua, Pasquetta, qui per dare sicurezza alle persone. E questo è solo l'ultimo di una serie di smottamenti che, oltre ad ostruire il traffico lungo una delle strade più frequentate del territorio UNESCO, mette in evidenza la fragilità della pedemontana trevigiana. Novembre ad oggi, in questo versante tra Guia e Combay, lungo circa 1,5 km, per un'altezza di circa 400 metri, si sono verificate 5 frane. In gran parte dei casi è il peso delle alberature che porta al cedimento del suolo, quasi tutto in proprietà private. Proprietà private non gestite, non opportunamente manutentate, perché non ci sono valenze economiche alla base che possano permettere il suo continuo stato di manutenzione. La soluzione sta nella prevenzione, sottolinea il sindaco fregonese, lanciando una proposta alla provincia di Treviso. Va fatta un'analisi approfondita anche dal punto di vista geologico di sostegno dei versanti, perché questo può essere un monito in realtà di una superficie ben più ampia, non solo di Valdobbiadene ma di tutta la pedemontana. Sindaco che lancia un'altra proposta indirizzata questa volta ai produttori e al Consorzio del Prosecco Superiore per una gestione sostenibile del bosco, che al momento copre il 50% delle colline UNESCO. Qui stiamo parlando di un bosco di castagno che può essere valorizzato proprio dalla produzione dei pali di testa dei vigneti in castagno che è pregiato. Sarebbe a chilometro zero, con un'economia veramente circolare. Ecco che le colline e l'economia vitivinicola può sostenere la montagna. Adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, e poi avremo qui in studio ospite l'europarlamentare Gian Antonio Darè. State con noi, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, ospite Gian Antonio Darè, europarlamentare. Buonasera, buongiorno, perché di solito ci vediamo a Focus stasera. Grazie direttore e un buongiorno a tutti i telespettatori naturalmente e grazie dell'invito. Allora, abbiamo fatto un titolo, Gian Antonio Darè da Bruxelles alla battaglia delle comunali nella sua Vittorio Veneto, però partiamo, onorevole Darè, dalle europee, 8-9 giugno, europee amministrative. C'è ancora l'incognita capolista della Lega. Oggi i giornali parlavano di dubbi sulla candidatura del generale Vannacci. Sì, oggi ho letto sui giornali appunto che ci sono delle dichiarazioni o comunque di ripensamenti da parte di Matteo Salvini sulla candidatura di Vannacci, che era uno dei tanti motivi dei miei litigi e delle mie esternazioni. Spero sia così, che ci sia questo ravvedimento da parte di Matteo Salvini, perché, ripeto, il generale Vannacci nulla ha a che vedere con l'elettorato della Lega, con i principi, con i valori, con quello che è stata la storia del nostro straordinario movimento. Dico del nostro anche se sono stato espulso, perché, ripeto, non mi sono iscritto a nessun partito e non intendo iscrivermi a nessun altro partito. E lei ha detto: io rimango comunque nella Lega, se non
con l'iscrizione col cuore, no? Questa è Sì, perché non si fanno 40 anni all'interno di un movimento politico se non ci sono dei valori, dei principi, delle condivisioni che vanno al di là, e anche dei contrasti, perché in democrazia ci sono anche quelli, e quindi questa è, diciamo, la mia posizione, che rimane tale. E certo l'espulsione che ho subito non è che mi sia piaciuta, però io vado avanti perché insomma nella Lega ho fatto la mia storia politica e intendo rimanerci. Ecco, le espulsioni nella Lega, cioè, non è la prima volta che ovviamente ne parliamo, ma basta dissentire diciamo, dal vertice per essere espulsi in un partito, cioè perché all'interno di un partito dovrebbe esserci anche, diciamo, un margine di libertà per chi dissente in qualche modo. Ma diciamo che è da 5 anni che praticamente sono in dissenso con la linea politica del segretario Matteo Salvini. Ma diciamo le mie prime contestazioni sono state ad un certo punto quando si è deciso di votare il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza io ho sempre detto attenzione, perché sarà come la cassa integrazione: finché uno riceve e percepisce il reddito di cittadinanza sicuramente avrà pochissima voglia di trovarsi un lavoro, e quindi la collocazione nel mondo del lavoro deve essere, ho sempre detto, è meglio forse il reddito di inclusione, che sono quei soldi che lo Stato dà ai comuni per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà che magari non riescono a pagare l'affitto, perché nella vita succede, gli alti e bassi, ma il comune e l'assistente sociale del comune, l'assessore del sociale del comune ha una mappatura nel proprio comune estremamente precisa e doverosa, e quindi si fanno degli interventi precisi e mirati proprio per aiutare le persone in difficoltà. Così sono elargizioni che vengono date al mondo, diciamo così, di chi non lavora e che magari poca voglia ha di lavorare, anche perché non si può dire che non si trova lavoro nella provincia di Treviso, non si può dire che non si trova lavoro nella provincia di Vicenza, nella provincia di Venezia, perché siamo nel mitico nord-est, e chi non trova lavoro qui evidentemente gli manca una cosa, la voglia, e quella purtroppo non c'è possibilità di guarire. Senta, tornando un po' alle amministrative, ci sono l'unico candidato comune del centrodestra per ora è a Rovigo, per il resto insomma ci sono difficoltà, fratture a Bassano del Grappa, c'è una situazione di frattura tra Lega e Fratelli d'Italia a Chioggia, insomma, quindi una situazione difficile. Secondo lei come si porrà a questo punto il centrodestra in un voto che comunque in genere si sente dire che l'unione fa la forza e che divisi si va verso le sconfitte? Ma qua, diciamo, le candidature devono essere fatte dalle segreterie regionali. Le segreterie regionali devono capire sul territorio quali sono le persone che hanno più possibilità di vincere. Però ci vuole la serietà, la serenità soprattutto delle segreterie regionali nel confrontarsi e nel capire che magari è meglio perdere una candidatura su un comune importante, vincerla magari da un'altra, però far sì che la coalizione del centrodestra possa poi vincere e portare a casa il risultato. E questo è un difficile equilibrio, anche perché sono cambiati i valori in campo. La Lega, che era il primo partito, purtroppo non è più il primo partito per consensi, guardando dal punto di vista politico, perché poi sul punto di vista territoriale la Lega ha ancora i suoi uomini, che sono uomini accreditati sul territorio, che vengono votati al di là dell'appartenenza del partito, e quindi queste sono delle valutazioni che devono fare le segreterie e che secondo me in questo momento mancano. Io ho fatto per 3 anni e mezzo il segretario regionale e sui grandi comuni bisognava trovare la persona per bene. Io mi ricordo l'ultima operazione che è stata fatta con Rucco. Rucco non era della lista, non era della Lega, però era la persona più accreditata per poter vincere a Vicenza. Ci siamo messi d'accordo e alla fine abbiamo portato a casa il risultato, che era insperabile dopo Achille Variati.
Quindi ci sono delle considerazioni da fare, delle valutazioni da fare, lasciando... È chiaro che il segretario di partito vuole portare il suo candidato, però a volte portare il suo candidato vuol dire perdere le elezioni e fare opposizione è sempre comunque difficile. Abbiamo visto com'è andata a Verona, a Padova. Sì, Verona è stato un altro esempio, quando io a un certo punto indicavo Flavio Tosi, non è che avessi un amore d'accordo per Flavio Tosi, però c'erano due sondaggi fatti sia dal centrodestra sia dal centrosinistra che dicevano che Sboarina, comunque andasse al ballottaggio sia con Tosi sia con il candidato del centrodestra, non avrebbe vinto, e con Tomasi non avrebbe vinto. A quel punto là devono intervenire le segreterie e dire no, attenzione, fermiamoci, portiamo a casa Verona, perché Verona è una città importante, ha delle municipalizzate che sono straordinarie, ma soprattutto vuol dire controllo del territorio. Là non si è voluto trovare una soluzione, si è voluto insistere con un candidato che non sarebbe stato vincente, i motivi non li so, probabilmente è anche una brava persona, perché io è stato candidato sotto la mia segreteria, però evidentemente nei 5 anni di mandato non ha soddisfatto quelle che sono le esigenze dei veronesi, perché perdere a Verona, che il centrodestra perda a Verona, evidentemente Verona è tutto fuorché di centrosinistra, insomma, quindi questo è sicuramente un errore di valutazione che abbiamo pagato caro. Allora, vediamo il caso di Bassano del Grappa e vediamo adesso il commento della nostra redazione, e lì c'è uno scenario molto particolare, perché si scontreranno per la corsa a sindaco da una parte Elena Pavan, che si è schierata con Fratelli d'Italia, è già sindaca della Lega, contro Nicola Finco, che è il vicepresidente del Consiglio regionale, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Democrazia Cristiana. Ci racconta tutto, le ultime notizie, la nostra redazione bassanese. Chi si aspettava un grande uovo di Pasqua con la sorpresa della sindaca Elena Pavan, candidata fuori dalla Lega, e con il fiocco di Fratelli d'Italia, è rimasto deluso. Ma le sorprese, si sa, non hanno scadenza, e voci di corridoio fanno sapere che ormai i tempi sono maturi per l'annuncio che potrebbe dare il via a un terremoto politico mai visto prima sulle rive della Brenta. L'assetto dovrebbe essere questo, con la Pavan candidata con la propria lista, attivata 5 anni fa e che torna buona per l'occasione. Dopo l'annuncio della candidatura in proprio dovrebbe arrivare il supporto di Fratelli d'Italia, che dopo lo strappo con la Lega e Forza Italia sta cercando di chiudere la partita delle comunali. Dopo aver incassato la fiducia del partito di Giorgia Meloni, Pavan potrebbe tirare a bordo un'altra civica orientata a centrodestra. Se si tratti di una forza politica nuova di zecca o di una delle correnti ancora alla ricerca di un porto quieto, questo è tutto da vedere. Attenzione però, nel momento in cui dovesse verificarsi questo scenario, la sindaca leghista verrebbe automaticamente espulsa dal suo partito, e tale ipotesi è già stata confermata a microfoni spenti da importanti esponenti del Carroccio. Resta da capire, ma qui ci spingiamo in territori davvero inesplorati, cosa accadrebbe al governo cittadino con questo terremoto in corso. Cade? Non cade? Si resta tutti assieme fino all'ultimo giorno a guardarsi in cagnesco, o tutti a casa e tanti saluti? Il tiro incrociato, a dire il vero, è già partito, con il ritiro della delega all'organizzazione della tappa bassanese del Giro d'Italia all'assessore Marino Scotton da parte della sindaca, e con l'oscuramento dell'altro assessore Andrea Viero in alcuni spot televisivi. Un gran bel clima, insomma, con il centrodestra appeso a un filo e il centrosinistra che da settimane si è seduto in poltrona a godersi lo spettacolo. Ma la campagna elettorale deve ancora iniziare e fino a giugno ne possono arrivare di sorprese. E così ci dice Ferdinando Garavello, responsabile della nostra redazione di Bassano del Grappa. Davvero una situazione a dir poco caotica, no? Ma a dir poco caotica sì, ma io voglio fare una riflessione, ma come si fa a non dare il secondo mandato a un sindaco che
certamente ha avuto delle difficoltà, certamente è stato anche contestato, ma è stato un sindaco che comunque ha portato avanti la città di Bassano, ha cercato di valorizzare. Ricordiamoci che ha avuto anche il periodo terribile del Covid, per cui l'amministrazione comunale ha dovuto entrare e sopperire a quelle che erano le crisi di tanti cittadini bassanesi. Cioè, dire cambio il sindaco per farne un altro, di solito l'elettore medio non dice ma perché l'hai cambiata, ti fa questa semplice domanda. Io ho fatto una volta solo una cosa del genere ed ho sbagliato. Quando ad Oderzo a un certo punto al primo mandato di Pugliatti, Beppi Cover, che era stato il grande sindaco di Oderzo, era stato riproposto dalla sezione, bene, abbiamo perso le elezioni e purtroppo è stato un errore. Qua, secondo me, è un altro errore. Perché cambiare un sindaco? Anche perché è un sindaco giovane, insomma, ha tutte le caratteristiche per fare il secondo mandato, può farlo bene. È chiaro che un sindaco è un bravo sindaco se è aiutato, certo se è osteggiato o no, però cambiare un sindaco così al primo mandato, secondo me è un errore della segreteria, io non provinciale, perché qua è chiaro che è un errore della segreteria nazionale. So che il provinciale non è d'accordo, non era d'accordo, e quindi queste sono scelte che sicuramente andranno a pesare, soprattutto sicuramente con un centrodestra così rotto. Diamo sicuramente un vantaggio a Bassano, ecco, al centro-sinistra di Bassano. Allora veniamo, onorevole D'Area, alla sua Vittorio Veneto, di cui lei è già stato sindaco. Tra l'altro lei è tra i sindaci che hanno rinunciato al Consiglio regionale per diventare sindaco della sua città. Sì, no? Io ero in Regione Veneto, ero consigliere nell'ultimo mandato Galan, poi a un certo punto finiva il secondo mandato Scottà. C'erano delle difficoltà nel trovare la candidatura del candidato sindaco, io ero già in consiglio comunale e quindi come capogruppo, e l'allora segretario regionale Giampaolo Gobbo mi invitò a candidarmi e prendere in mano la città. Fu una scelta anche difficile, perché quando ti candidi a sindaco è chiaro che, tra l'altro ero anche segretario politico provinciale, alla fine accettai la sfida e la sfida andò bene, insomma, ecco, quindi mi ha portato ho lasciato la regione per fare il sindaco, e tra le esperienze amministrative, politico-amministrative, per me fare il sindaco è stata la cosa più bella, perché il sindaco pensa, programma, decide e fa. In Europa ho solo subito quello che altri mi hanno portato, però lo sapevo prima. Però fare il sindaco, hai un contatto diretto col cittadino, hai anche le difficoltà del cittadino, quindi io mi ricordo il martedì quando avevo il pubblico, per me era una giornata durissima, perché vai a contatto con le difficoltà reali della povera gente, e tante volte vedi l'impotenza di non avere le economie per poterli risollevare. Però il sindaco è questo, cioè sei a disposizione del cittadino, anche magari qualche volta sicuramente non osannato, però hai il polso della situazione e soprattutto puoi fare e decidere, e questa è la più grande soddisfazione. Per me fare il sindaco è stata l'esperienza più bella. Ecco, appunto adesso di nuovo è la sua battaglia di nuovo per Vittorio Veneto, con quali chance, diciamo, per la parte che lei sta sostenendo, candidato sindaco Posocco, l'appoggio di Forza Italia? Ma guardi, allora la candidatura di Posocco nasce 5 anni fa, quando a un certo punto Antonio Miato decide di correre da sindaco e dice subito: se eletto farò un solo mandato per il semplice motivo che
abbiamo faticato perché accettasse la candidatura. A quel punto abbiamo deciso di trovare comunque una persona che potesse raccogliere l'eredità amministrativa, e si era pensato a questo ragazzo che naturalmente era già in consiglio, aveva fatto 5 anni in consiglio comunale in opposizione, ha fatto 5 anni da vice sindaco e quindi era la soluzione naturale, cosa che io avevo presentato sia a Stefani sia a Coin. Ricordo che Stefani è il responsabile politico organizzativo nel comune di Vittorio Veneto, questo è abbastanza singolare, e presentato a settembre, si è arrivati a fine di febbraio e ancora non avevano deciso, avevano optato per altre soluzioni, alla fine è arrivato Braido, poi c'è stata la mia espulsione, quindi noi abbiamo corso, io correrò con una mia lista, la lista Toni Darè, a supporto di Gianluca Posocco, ci sarà la lista di Forza Italia, ci sarà la lista del sindaco di Posocco, e quindi andiamo avanti per la nostra strada. Dall'altra parte c'è la Lega e forse Fratelli d'Italia, andremo al vedo, vedremo cosa succederà, insomma, ecco. Certo, poi le amministrative ovviamente al di là poi delle appartenenze contano molto le persone, al di là dell'appartenenza politica, al di là dello schieramento politico, conta soprattutto l'uomo, la sua squadra, le persone che gli stanno attorno, perché c'è un collegamento diretto. E attenzione, la partecipazione sulle amministrative è molto forte, perché il sindaco, cioè, hai un contatto diretto, cioè il cittadino va dal sindaco quando ha delle difficoltà, oppure quando magari per elogi e anche per rimostranze. Esatto. Anche per problemi che non sono neanche di competenza del sindaco. Sì, tante volte arriva il sindaco, arrivano si chiede al sindaco soluzioni che stanno ben al di sopra, però insomma il sindaco deve avere una grande dote, saper ascoltare. Ecco, a proposito, onorevole Darè, di sapere ascoltare, ascoltiamo i commercianti inferociti a Roncade, ci dice tutto, ci racconta tutto Cristian Arboit. A te, Cristian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Abbiamo cambiato location con Francesca Pezzo, nodo del Contendere. La possiamo vedere, questa pista ciclabile nuova, fiammante, ma sulla quale vedete sono parcheggiate le auto, compresa anche la nostra. Facciamo outing perché la situazione è abbastanza caotica. È una pista ciclabile nuova di zecca in pieno centro a Roncade, via Roma. Lo vedete, praticamente tutti i commercianti sono qui con noi per dire che, insomma, per dire che cosa, Claudio Pancaldi? Lei è fiorista, molto noto qui a Roncade. Buongiorno, dalla bellissima Roncade. La bellissima Roncade che sta in un togliendo di parcheggi. Sta in togliendo di parcheggi, vedete, lei vede benissimo, c'è la macchina di Antena 3, vede la Panda lì che non è su una pista ciclabile, perché qui c'è una confusione totale, non sanno più dove parcheggiare, le bici non sanno più dove andare, perché ci sono due ciclabili pericolosissime, guardi la macchina come corre, per cui sono scontenti tutti, sono scontenti i ciclisti perché trovano confusione, gli automobilisti perché trovano una strada strettissima dove sono le macchine parcheggiate da una parte. Siamo scontenti tutti, i negozianti sono al primo posto per gli scontenti, perché hanno tolto tutti i parcheggi, prossimamente hanno tolto questi, prossimamente toglieranno i parcheggi dall'altra parte e parcheggeranno dritti ad L, un parcheggio difficilissimo e pericolosissimo, perché ci si ferma in strada e si fa una retromarcia, per cui si blocca non è già una strada stretta, già una strada con tanti problemi. La gente entra nei negozi ed è confusa, ha paura di parcheggiare, non si trova con niente, ci sono 1000 domande, chiedono a noi dove parcheggiare, per cui noi siamo scontenti. E questo è un colpo mortale, perché abbiamo parlato con un po' di commercianti, è un colpo mortale per i vostri negozi di vicinato. Beh, direi di sì, sono concorde con quello che ha detto Claudio, ovviamente. E oggi siamo qui compatti proprio per riuscire ad ottenere qualcosa dall'amministrazione, vista questa amarezza che ci resta, insomma, perché appunto tutti i negozi sono scontenti, i negozianti, e in modo particolare mi viene da dire per quelli più al dettaglio, tipo l'edicola, dove se uno non trova
un parcheggio nell'immediato, non si ferma a prendere il giornale. Lei signora ha un'edicola? No, io no, però sì, io sono parrucchiera, però mi viene da pensare che magari i negozi, specialmente in modo particolare quelli più veloci, un caffè, un giornale, sono probabilmente i più lesi in questa cosa, insomma. Diciamo che questa pista ciclabile non è compatibile con un negozio di vicinato. Ma il problema è che non è soltanto, adesso vedete molti commercianti qua che sollevano il problema perché vivono il problema, ma i parcheggi di Roncade non appartengono ai negozianti, neanche a chi abita in centro, appartiene ai 14.000 cittadini che hanno il diritto di fermare una sosta per un piccolo acquisto, ma uno non può a Roncade a mettere la macchina a centinaia di metri, a parte il fatto che i 100 metri sono la distanza minima considerata parcheggio cittadino. Qui i parcheggi li abbiamo molto lontano. Quello è il problema. Noi non difendiamo i nostri negozi. Certo che i negozi aperti tengono viva una città, perché dove il commercio muore, muore la città. Questo, purtroppo la gente che vive, che fa i progetti, che hanno tanto studiato e hanno tanto di lauree di architettura, non scendono in piazza a vedere cosa succede. Qualche altra voce, e lei che negozio ha? Io ho un negozio di calzature, Antonello. Noi vogliamo che i nostri abitanti della grande casa scendano a patti con noi, vengano a vedere come sta la piazza e non comandare solo. Posso chiedervi velocissimamente, lei signora che negozio ha? Lava secco. Sì, noi abbiamo bisogno di parcheggi effettivamente perché carico-scarico, la gente non può andare in giro con borse e quindi sono sicuramente utili rifare come qualcosa di meglio di questo. Lei signora che negozio ha? Lava secco, uguale. Sì, una questione di sopravvivenza. Certo, è una questione soprattutto di sopravvivenza, certo, sì. Ecco, abbiamo parlato tanto dei negozi di vicinato, Covid, non Covid, qua insomma... Qua il problema è serio, io per esempio vendo frutta e verdura, vendo merce che pesa e oggettivamente portare le borse a una certa distanza è un problema perché la merce pesa, quindi è successo in questa settimana che i parcheggi sono spariti, che ogni cliente che è entrato in negozio ha detto ma fate qualcosa, non è possibile subire così passivamente, quindi siamo qui cercando di poter... Voi adesso chiedete un cambio di rotta sostanzialmente all'amministrazione? Sì, che facciano qualcosa e che rimanga tutto come prima. Lei che negozio ha? Il bar, c'è bisogno di parcheggi. Allora, questo il messaggio forte e chiaro, vi ringrazio, che parte da Via Roma oggi all'amministrazione comunale di Roncade che tra l'altro va al voto come altri 54 comuni della Marca. Con Francesca Pezzo da Via Roma Roncade è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Cristian Arboit e a Francesca Pezzo. Tra l'altro Vivian Moro sarà candidata sindaco e l'avremo giovedì, e cioè domani sera. Cosa ne pensa Darè di questa protesta? Io Via Roma, Roncade, insomma ci sono state tante volte da segretario provinciale, avevamo la sede un po' più avanti. Certo che fare una pista ciclabile lì con tutti gli esercizi commerciali si mette veramente in difficoltà. Ricordiamoci anche che tutti gli esercenti in questo momento soffrono la concorrenza sleale di Amazon, di quei gruppi che arrivano e ti portano la merce a casa, e soprattutto togliere davanti al negozio il parcheggio metti ancora più in difficoltà chi ha un'attività commerciale. Tra l'altro c'è un centro commerciale un po' più avanti, quindi io sono per la difesa delle piccole botteghe, dei piccoli artigiani, delle piccole attività commerciali, anche perché le persone anziane poi se questi chiudono devono trovare una soluzione magari con qualcun altro che li possa portare a fare, anche prendere proprio il pane e quant'altro. Quindi l'amministrazione comunale, per l'amor di Dio, le scelte altrui, però credo sia un qualcosa di difficile, insomma una scelta difficile. Allora andiamo in pubblicità proprio un minuto e poi torniamo per la chiusura con Gian Antonio Darè, a tra poco. Di nuovo con Gian Antonio Darè, europarlamentare.
è stato espulso dalla Lega, come abbiamo ricordato. Cosa, in vista delle europee, secondo lei la Lega, Salvini, cosa dovrebbero fare in sostanza in questo momento cruciale? Bene, allora, in questo momento la Lega con Salvini, con la Meloni, con Tajani sta al governo. Sta al governo e naturalmente Giorgia Meloni nominerà il commissario europeo che andrà a sostituire Gentiloni, quindi entrerà nella maggioranza del Parlamento europeo. Non è possibile che Matteo Salvini a livello europeo sia all'opposizione mentre è in maggioranza a Roma. Quindi sono queste le contraddizioni che io ho sempre cercato di spiegare a Matteo Salvini, perché, ripeto, si va in Europa nella stanza dei bottoni per poter decidere e non per subire la politica. Certo ci si confronta con 27 paesi, però se sei nella maggioranza è chiaro hai un peso diverso, la tua opinione è un'opinione diversa. Se la tua opinione è solo opinione di opposizione rimane e cade nel vuoto. Questo è quello che io ho sempre cercato di far capire a Matteo Salvini, perché, ripeto, l'Europa con 705 parlamentari e 72 italiani c'è poco da fare, o vai su e difendi gli interessi degli italiani, commercio, industria, artigianato, agricoltura e quant'altro, altrimenti subissi quello che abbiamo visto, quella follia green che ha travolto l'Europa, che ha portato le auto elettriche, che ha portato a degli scompensi all'interno del mondo dell'agricoltura. Abbiamo visto i trattori su tutte le piazze d'Europa, ma questo è una conseguenza di scelte sbagliate che noi avevamo già evidenziato, ma che però l'Europa ha portato avanti. Perché? Perché ha i numeri per poterlo fare. Se invece anche noi fossimo stati al governo, certe cose non sarebbero sicuramente successe. Grazie molte a Gian Antonio D'Area, a presto, buon lavoro, grazie molte. Grazie direttore e buona giornata a tutti. Grazie e grazie ai nostri registi Tony Esposito e Renato Cappoia. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, buona giornata.